La Sardegna è una terra di civiltà millenaria che i popoli più diversi hanno alimentato, lasciando i segni dovunque. Le reliquie più antiche, puniche e romane, come queste di Nora, oggi si dissolvono sulle coste corrose dal mare. Accanto alle torri erette dall'uomo contro le invasioni barbariche, l'aspra natura coi suoi ruvidi baluardi di roccia si affiancò, quasi a rendere più coriacea la resistenza dell'isola. Chi approda in Sardegna e la percorre coi celeri mezzi moderni si sorprende subito per i contrasti che offre questa terra. In nessun'altra regione si registra un'antitesi più risoluta tra l'antico e il moderno. In un'era di motori il cavallo è ancora largamente impiegato. C'è un'autentica passione per il nobile animale che risale a tempi remoti e si è trasmessa con vividi colori ai motivi ornamentali che le donne, assise al telaio nelle rustiche corti arieggianti il patio spagnolo, fanno germogliare con industriosa pazienza. E il cavaliere che insegue il cinghiale nell'arazzo rispecchia la realtà. Voi lo vedete vivo ogni giorno percorrere le lunghe strade dell'isola. Molti pastori viaggiano ancora così e con questo mezzo si spostano da un capo all'altro della regione, incontrando sul loro cammino villaggi e paesi dove il popolo conserva consuetudini e tradizioni trasmesse attraverso i secoli. Qui sopravvive il costume degli avi e cammina lento il carro dalle ruote piene, in tutto simile al plaustro romano dai timpana cigolanti. La casa, specie nella pianura, è fabbricata con mattoni crudi di semplice ed elementare composizione, come nei tempi remotissimi. Il fango si impasta con la paglia e viene rapidamente modellato da una forma rudimentale. Il sole si incaricherà di essiccare questi mattoni, chiamati con voce latina is ladiris, la cui solidità può sfidare l'insidia del tempo. Per edificare muri e tramezzi non occorrono progetti o ingegneri. L'istinto e l'esigenza di un tetto guidano l'occhio e la mano di questo contadino, improvvisatosi abile muratore. Il tema del pane si annuncia ricco di variazioni. Il ciclo si apre con la mola arcaica che macina il grano azionata dal paziente asinello bendato. Col rapido movimento del setaccio, la massaia cerne la farina dalla crusca, prima di passare all'operazione successiva, l'impastamento, che oltre alle agili mani si affida ad una macchina primitiva. Basta uscire appena dai grandi centri per scoprire che in Sardegna il giorno dedicato alla confezione del pane assume un'importanza del tutto particolare. La pasta viene modellata in forme ricercate, preziose, come minuscole sculture. L'infornata rappresenta quasi la conclusione di un rito e questo si inizia con la mietitura e con la trebbiatura, festeggiate tra i fulvi covoni sulle aie. Sotto la fiamma estiva, la musica sgrana il suo ritmo elementare e le coppie tessono la trama di una danza che il colore acceso dei costumi rende più lieta e più viva. Anche sul mare e sugli stagni sopravvivono consuetudini di lontana origine. Nelle peschiere che insinuano i loro canali e le loro trappole su molte coste dell'isola, quando il sorvegliante dà il segnale, i pescatori muovono con una lunga rete verso le cosiddette camere della morte, dove il pesce, in prevalenza cefali, spinto dalle correnti e dalla marea, si trova prigioniero. Qui si immergono e camminando di conserva stringono lentamente la morsa della rete, fino all'accerchiamento finale delle prede che si dibattono ormai senza scampo.
Il pesce catturato con tradizionale sistema viene immediatamente ucciso con un colpo risoluto di mazza e avviato ai centri di consumo. A quel colpo risponde sui monti lo squillo dei campani da gregge, poggiati da un rustico artigiano tonarese. Le tradizioni più remote e più strane si ritrovano qui, nel trasognato mondo dei pastori, sulle alture, dove regna un silenzio quasi arcano, rotto soltanto dalla voce degli armenti e dal soffio del vento. In questi ovili gli uomini praticano la mungitura delle capre, ponendosi a cavalcioni delle bestie. Quando il latte è raccolto in recipienti di sughero, viene riscaldato e cotto, con antico sistema che questo pastore adopera ancora di tanto in tanto per il suo fabbisogno, con pietre arroventate e immerse nel liquido. Non appena i ciottoli infuocati hanno fatto bollire il latte, egli vi riscioglie il quaglio per rapprenderlo e nasce così il formaggio. Proprio accanto a questi luoghi, dove costume e natura si sono conservati vergini, sorgono anche le opere più straordinarie della tecnica umana. A queste moderne realizzazioni, i pastori, che vivono ancora in un mondo favoloso, oggi cominciano ad accostarsi e a contemplare con fiducia i grandi bacini artificiali, le dighe, gli impianti e i canali che dissetano la loro isola. La nudità aspra e malinconica dei paesaggi, sino a ieri interrotta solo dalla muta, solenne mole dei monumenti preistorici, è ormai decisamente ravvivata dalla feconda operosità umana. Con tenacia e buona volontà, i sardi si avviano a mutare il volto per troppo tempo ostile della loro terra con impianti di indiscutibile ed evidente importanza. L'acqua, disciplinata dall'ingegno umano, corre benefica verso le pianure. Al suo dono fresco la terra si risveglia, depone la sua scorza brulla e si rallegra della nuova veste come una giovane sposa. Ma l'antitesi tra l'antico e il nuovo si può cogliere dovunque. Entro gli stessi confini di quelle zone ancorate ad un secolo perduto, ecco le imponenti installazioni industriali, gli impianti minerari in pieno fervore, le scavatrici meccaniche che rodono instancabilmente le piramidi di sale nelle grandi saline di Cagliari, dotate di mezzi modernissimi, capaci di assicurare con il loro incessante lavoro quasi la metà dell'intera produzione nazionale. In questo clima di progresso si riflette il nuovo volto edilizio della capitale dell'isola, dove l'impulso ha trasformato i quartieri, la fisionomia degli edifici e il carattere stesso degli abitanti. Cagliari, che sta all'avanguardia della rinascita sarda, si affaccia rinnovata sull'ampio golfo degli Angeli, sul suo porto animato. Si protende sul mare, oltre l'argine delle sue mura e delle sue torri di calcare biondo, verso un'altra sorte. E questo suo nuovo anelito di vita percorre oggi tutta l'isola, come un vento ristoratore che sferza e irridesta anche i borghi più segreti, i paesi montani. Nelle chiese solitarie le donne fasciate di orbace vermiglio vanno ad inginocchiarsi per ringraziare il Dio di questo nuovo destino. E anche il pastore scioglie un suo voto antico, che il cielo, aiutando gli uomini di buona volontà, oggi ha cominciato ad esaudire. La Sardegna, pur con il suo viatico di tradizioni, riprende il suo viaggio interrotto da secoli, riallacciando con gli altri paesi un dialogo più fiducioso e sereno, che stempera con il suo calore umano il secolare isolamento dei sardi e restituisce ad essi la certezza di un luminoso domani.